Presentato a Padova il 1° dicembre il francobollo di Natale 2021 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'autore è il veneziano Valerio Pradal. Ma quale messaggio hanno voluto trasmettere gli organizzatori? Noi abbiamo interpretato come una volontà di lasciare un segno anche in un Natale particolare, no? Un po' quasi normalità dopo due Natali un po' tristi per l'Italia e per il mondo, e quindi anche una volontà di riscrivere di nuovo la storia e il nostro futuro attraverso un pensiero che rimane. Ma ecco come l'autore spiega la realizzazione del francobollo. Io parto dalle situazioni normali che una persona vive quando si trova a scrivere una cosa, e normalmente dove lo fa? Sopra una tavola, ovviamente, però è una tavola già preparata, è una tavola con la tovaglia di Natale, e questo per dare maggiore sicurezza. Poi nella parte sinistra c'è un nastro rosso con un filo dorato, un nastro dorato, e quello rappresenta il regalo, è il regalo che io ti faccio nel mandarti gli auguri. Questo segno. Chiaramente la mano è di un giovane, di mio figlio, perché voglio che siano loro a rappresentare, mettersi proprio in prima persona nel dire buon Natale, che è un po' la nascita, buon futuro, buona continuazione, dobbiamo andare avanti in questa situazione. Ecco, e questo è l'elemento fondamentale.